Ma il valore sociale è unico, visto e considerato che diamo risposta a una miriade di istanze dei cittadini, dalla Dolo Camin all'Auronzo Cortina, ai cavi in laguna interrati, a molto altro ancora, ai corridoi verdi, a più centri di ricerca a livello regionale e tutto quello che poi c'è nell'accordo. Questo da un punto di vista sociale, da un punto di vista finanziario e economico, è un intervento che vale per il Veneto quasi 1 miliardo di euro. A fronte degli eventi eccezionali meteorologici del 28 e 29 ottobre, questi sono interventi che mettono la popolazione a riparo. Il futuro della rete elettrica in Veneto è interramento e corridoi verdi? Beh, direi che lo diciamo con questa firma: interrare, corridoi verdi e una smart energy come progetto regionale che guardi al futuro a un'energia sicuramente poco impattante ma anche molto sorvegliata. Questo non sarà a carico della Regione, l'ho chiamata prima scherzando un esproprio proletario? Beh sì, perché qui abbiamo investimenti per quasi 1 miliardo di euro, sono 980 milioni se non ricordo male, tutti a carico di Terna in un progetto che è assolutamente innovativo. Interrare la Dolo Camin era un'utopia fino a qualche istante fa, interrare l'Auronzo Cortina, pensare ai cavi in laguna e molto altro ancora, e i corridoi verdi, i centri di ricerca. Io ringrazio il dottor Ferraris e tutta la squadra Terna per il grande lavoro fatto. Si riesce a fare tutto questo con la tecnologia, non si riesce ancora a fare dialogare 2 software per aprire 7 km di pedemontana. Beh, li apriremo. Anche qui, come ho fatto per Terna, ci saranno delle grandi novità a breve. Quota 100 ci sono alcuni dall'interno della sanità, alcuni dirigenti di reparti che temono che se ne vadano medici e che insomma, la situazione attuale che già è preoccupante venga peggiorata da questa cosa. Ma guardi, la verità è che non possiamo attribuire alla quota 100 il problema della sanità. Il problema della sanità è un problema di scarsa, mancata programmazione, visto e considerato che si dice che a livello nazionale in proiezione mancheranno 56.000 medici a prescindere dalla quota 100. La verità è che il numero chiuso delle università ha peggiorato la situazione, la verità è che 20 anni fa dicevano ai ragazzi che si iscrivevano all'università che medicina non sarebbe stata una buona scelta, oggi siamo senza medici, la verità è che dobbiamo pensare che molti medici neolaureati debbono essere messi assolutamente nelle condizioni di lavorare anche prima della specializzazione. Ed infine lo dico a quei medici di altissima professionalità che sono costretti ad andare in pensione, perché comunque la legge prevede questo, dovremmo anche pensare per quei medici la possibilità di una contrattazione con gli enti pubblici, con le regioni, per restare magari 1 anno, 2 anni, quello che possono, visto e considerato che rinunciamo a grandi professionalità nel pieno della loro attività perché c'è scritto da qualche parte che devono andare in pensione. A fronte di tutto questo ci sono anche fenomeni di dumping, oggi sono sulla stampa, di altri paesi che insomma fanno di tutto per accaparrarsi i medici formati nelle università italiane, in particolare l'Università di Padova che sappiamo forma molto bene. Ma guardate, la verità è che l'università forma in maniera eccezionale. Noi investiamo su molti professionisti perché compriamo le migliori tecnologie, gli facciamo partecipare ai migliori corsi, possono avere una base anche di statistica importante, di patologie, di sperimentazioni, e dopodiché tu ti ritrovi che proprio perché l'offerta sul mercato è alta hanno offerte anche molto più importanti e se ne vanno. Il mercato è fatto così, noi dobbiamo fare in modo che l'offerta sul mercato resti comunque interessante, ma che la domanda sia anche altrettanto interessante in maniera tale che ci siano medici a sufficienza per far tutto.